Si svolgerà a Bardolino, in provincia di Verona, la seconda edizione dei Giochi del Veneto, organizzata dal CONI Veneto in collaborazione con le amministrazioni, la provincia di Verona, la regione Veneto e il CONI nazionale. Erano infatti presenti alla conferenza stampa di presentazione Gianfranco Bardelle, presidente regionale del CONI, e Stefano Braggio, presidente provinciale del CONI. Mostrare cos'è lo sport giovanile del Veneto, molto importante perché i nostri giovani non riescono nel calcio, non riescono al pallavolo, non riescono nel rugby, nei grandi movimenti sportivi, conosceranno tante altre discipline sportive, il taekwondo, conosceranno le bocce, conosceranno il tiro con l'arco, conosceranno quegli sport su cui possono risultare dei grandi campioni. Triathlon, pentathlon, canoa, canottaggio, vela. Importante che facciano sport, che non abbandonino lo sport. Noi li vogliamo togliere dalle strade, siamo contro il doping, siamo contro la droga, noi vogliamo che i nostri giovani crescano sano. Ecco, questo è il messaggio di questi Giochi del Veneto. Quindi sarà una competizione, ma più che altro io lo voglio dire con molto entusiasmo, deve essere un messaggio positivo che il recupero di nostri giovani e meno giovani può avvenire attraverso lo sport. Saranno delle vere e proprie Olimpiadi riservate ai giovani atleti fino ai 16 anni di età. Sono più di 30 le discipline sportive che vedranno impegnati i giovanissimi protagonisti della manifestazione. Bardolino ospiterà interamente la kermesse sportiva, ma molteplici saranno i comuni che ospiteranno i 4.000 atleti. Tra questi ricordiamo Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaillon Veronese, Lazzise, Pastrengo, Torri del Menacolo, Valeggio sul Mincio e tanti altri. Una vera e propria invasione sportiva che coinvolgerà tutti a partire dal 20 maggio. Per ben 2 giorni, infatti, saranno 29 le federazioni sportive che si alterneranno nelle città scaligere.